castello di Monselice. È un luogo straordinario, storicamente importante. Uno quando entra qui è come se si sentisse coinvolto, quasi si trasforma. Buongiorno, mi scusi, lei è un po' anacronistico vestito così. Forse è vestito da assessore del futuro del XXI secolo. Io arrivo dal futuro. Vengono molti turisti qui al castello di Monselice? Tantissimi. Orari d'apertura, così giusto per capire? Tutti i giorni dalle 9, una breve pausa fino alle 18 poi. Bene, grazie assessore, ma... A lei? Si cambi però, perché così va non va bene, mica ha bene ragione. qua, no. Donna Barbara, cosa devo fare? Il baciamano, il piacere? Barbara è una guida qui del castello di Monselice. Me la racconti la storia di questo castello particolarissimo? Volentieri. Cominciamo dai bizantini? Cominciamo dai bizantini. In che anno siamo? Attorno al 400. 400 d.C.? Certo. Ecco, Barbara, ti tengo io la sottana perché sennò ti inciampi qua, insomma, sono... Dunque, allora, nel 400 d.C., subito dopo l'impero romano, qui è una rocca bizantina. Certo, Patrizia. E poi arrivano i Longobardi quando? Attorno al 602 a Monselice. Solo che i Longobardi sono ancora là, vero? Andiamo a vedere. Dei Longobardi doc, proprio originali, nel museo. Che impressione, sono scheletri veri questi qua. Veri. Non sono ricostruiti, Guarda, si vede ancora in quell'osso là il colpo di spada che l'ha spezzato, le ferite. Poi sono enormi questi qua, sono due giganti. Longobardi. Sì, Longobardi, quindi lunghi. Comunque arrivano i barbari e qui praticamente fanno piazza pulita. E dopo i Longobardi qui cosa succede? Arriva Federico II di Svevia. Federico II di Svevia, andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Ecco Barbara, ma quando è che arriva qui Federico II? Attorno al 1236, Patrizia. È Federico II proprio di Svevia, lui? Certo che sì. Beh, ma ha fatto un sacco di castelli in Italia meridionale, ma ne ha fatto uno anche qui, non lo sapevo. Importantissimo, importantissimo. Perché l'ha fatto qua? Per la posizione strategica di Monselice che ha nella regione Veneto e non solo. E però dopo il castello viene utilizzato anche nel Rinascimento. Certo, tutto il territorio di Monselice si giunge alla Serenissima Repubblica di Venezia. Che signori c'erano qua? I signori Marcello. I signori Marcello. Senti Barbara, ma a proposito dei Marcello, loro venivano qui in vacanza. Residenza estiva. Dei turisti che se la spassavano in questo po' di castello. E cosa facevano? Per allietare le loro giornate durante l'estate facevano un po' di musica. Possiamo notare delle bellissime formelle con putti cantori, suonatori di strumento a fiato e a corde. Scusa, ma Benedetto Marcello è un Marcello di quei Marcelli lì? Medesima famiglia. Ma guarda che la cultura non è un caso. Senti, ma il salone rinascimentale dov'è? Di qua? Piani alti. Si torna su? Torna su. Vabbè. Che bella questa sala, è una meraviglia, tutta affrescata, tutta a scacchi, con gli affreschi, i mobili originali. Dove siamo qua? Qui siamo nella stanza del famoso Camino Carrarese. Che è particolarissimo, bellissimo. Certo. Come è fatto? È fatto, la particolare forma a imboccatura di flauto. È un cammino vero. Vero, vero. Carrarese perché viene da Carrara? Perché fu edificato dai signori carraresi, i signori di Padova, attorno al 1338. Ho capito, che hanno avuto, mi ricordo i carraresi, hanno avuto una storia familiare un po' tormentata. Decisamente, come ogni buona famiglia. Sì. All'interno della famiglia ci furono dei problemi a livello amministrativi e ne fece le spese Jacopino da Carrara. E cioè? Richiudendoli in una stanza di questo castello. È stato chiuso qui? Per 17 anni. È sopravvissuto? È morto di stenti. Oh, povero, che tempi. Comunque, senti, ho letto su una guida turistica che voi qui avete anche un fantasma. Ce l'abbiamo, Patrizia, abbiamo il fantasma. Non poteva mancare. Che fantasma è? È il fantasma di Avalda. Sì. Avalda fu la moglie di Azzo d'Este. Sì. Più volte cornificata da parte del marito, e lei decise un giorno di lasciarsi andare anche lei ai suoi piaceri carnali finché il marito la scoprì e proprio in quella stanza là fu ammazzata. E adesso? E adesso vaga di notte per le stanze del castello
lamentandosi. No, ma ho letto sempre sui guide turistiche che qui c'è tutto un gran rumore, perché c'è ancora Jacopino che urla perché è arrabbiato e affamato. Poi ci sono i lamenti di Avalda, insomma c'è tutto un lavoro qua incredibile in questo castello. Mai soli. Mai soli, però diciamolo, Jacopino è storia, Certo. tutto vero. Avalda non si sa, Ma però lasciamo un punto interrogativo. ci piace pensarlo. Ci piace pensarlo. E a te piace fare la guida? Tantissimo. È bello, Tantissimo. vero? È bello, è bello. Raccontare un castello e anche riviverlo. E devo dire che l'atmosfera di questo castello è veramente bellissima. Anche grazie ai cittadini di Monselice che per passione, per divertirsi, per divertire il visitatore lo animano con presenze vive che danno all'insieme un sapore vero. Ma un castello come questo, a livello turistico, è un tesoro, è una cosa... Come può essere sfruttato? Allora, noi abbiamo circa 25.000 visitatori l'anno. È un castello ma è anche una casa museo, perché il Conte Cini, nei primi del Novecento, cominciò un paziente restauro, cerca di trovare arredi suppellettili dell'epoca, mette insieme nell'armeria una raccolta d'armi tra le più importanti che abbiamo oggi in Europa e quindi crea una collezione di arte applicata assolutamente unica nel suo genere. Allo storico chiedo questo, a livello architettonico, il fatto che Federico sia arrivato qui e abbia fatto un castello qua, cioè, è particolare, cioè, è strano questo castello, è unico nel suo genere, È no? considerato l'unico oggetto federiciano del nord Italia riconosciuto. L'architettura è di altissimo livello, abbiamo trovato nel restauro del Mastio per esempio tutta una serie di soluzioni tecnologiche avanzatissime mai utilizzate qui da noi. Il Mastio sulla sommità e il castello di Monselice sono due gioielli unici di proprietà della regione e la regione ne vuole fare uno dei punti d'eccellenza del Veneto. Siamo sulle prime colline di Monselice. Questo è il castello di Lispida, giusto? Giusto. Luogo storico, perché allora qui è stato 1100-1150 un antico monastero. Esatto. Sì. Poi 1500 è stato, diciamo così, una villa agricola, tra l'altro luogo storico perché qui Vittorio Emanuele III ha posto il suo quartier generale dopo Caporetto. Esatto, sì, nelle fasi finali della Prima Guerra Mondiale. Alessandro ha trasformato tutta questa tradizione in innovazione, un'innovazione che però a sua volta recupera in modo radicale la tradizione, a partire dalla coltivazione del vigneto. Cominciando dalla vite mi sembra un po' spettinata. Sì, il periodo intanto è quello del pre-riposo, stanno predisponendosi al loro lungo letargo invernale e in ogni caso vedi che è una coltivazione del tutto naturale, non c'è diserbo, non c'è chimica. È lasciato un po' allo stato brado. Diciamo che è accudita però in modo delicato. Ma come fate con tutti i parassiti, le cose? Cioè... Per farti un esempio, facciamo 4 trattamenti all'anno con la propoli grezza delle api, viene irrorata e dà un effetto antiperonosporico molto interessante. Quindi tutto naturale? Sì, cerchiamo di fare il più possibile senza concimazioni chimiche, senza diserbi, con questi interventi leggeri, anche con prodotti ammessi in agricoltura biologica naturalmente. Ultrabiologico, vabbè. E dopo la vite c'è la cantina. C'è la cantina. Giù di là. Ed è in cantina che c'è l'idea sconvolgente. A proposito di Innovation Valley Nord-Est, creatività, novità assolute, Alessandro ha trovato un modo per, diciamo così, produrre un vino con un metodo totalmente innovativo. Sì, è un'innovazione al contrario, è un vino arcaico che quindi va a ripercorrere quelle che erano le tradizioni e anche i modi di vinificazione di un tempo, andando a ripescare proprio il vino dell'origine, quindi il vino prodotto all'interno di queste anfore di terracotta. Vino arcaico vuol dire il vino come lo si faceva 3-4 mila anni fa, dentro ad anfore di terracotta interrate in cantina. Il vino adesso è tecnologia, è intervento dell'uomo, adesso è l'uomo che modifica e tu l'esatto contrario. Sì, questa come dicevi è proprio una innovazione al contrario, verso una ricerca della naturalità attraverso uno strumento che è questo, di terracotta, e che quindi consente
all'uva che nasce, trae tutta la sua sostanza dalla terra, di rinascere all'interno di un recipiente proprio di terra. L'uva inizia a fermentare dopo la vendemmia nelle anfore per 6 mesi. Poi, all'equinozio di primavera, si tolgono le bucce, si lava l'anfora e si rimette dentro il vino ad invecchiare altri 8 mesi. Nell'antichità i vini venivano trasportati all'interno delle anfore da trasporto, che erano anfore con 2 manici, generalmente da 56 litri di varia foggia. Questo però che cosa comportava? Che attraverso i trasporti che avvenivano o nelle stive delle navi o sui carri, succedeva che il vino, come dicevano loro, si corrompeva. E quindi per evitare questo che cosa facevano? Lo trattavano preventivamente con una serie di agenti che potrebbero essere i nostri conservanti. E nel caso loro era ad esempio il miele, il mosto cotto, una delle cose più frequenti era il mosto cotto, l'acqua di mare ad esempio, e in taluni casi però questo è più di origine proprio caucasica, le resine. Questo dava al vino un gusto cattivo. Noi questo problema non l'abbiamo più perché imbottigliamo nelle bottiglie normali con i tappi di sughero e quindi possiamo cogliere il meglio dell'anfora e poi trasferirlo sulla tavola del nostro cliente finale. Questo è il mosto. Questo diciamo è già sviluppato tutti gli zuccheri naturalmente ed è diventato vino. È vero, non è acido. Ecco, cosa ha questo vino di differente dal vino normale? È un vino che è facilmente digeribile, è un vino che non ti fa male, puoi berne anche mezza bottiglia, sempre con moderazione naturalmente, però è un vino che non pesa poi il giorno successivo e questa sua digeribilità è proprio forse il maggiore elemento di distinzione rispetto a un vino convenzionale che in genere è fortemente addizionato di conservanti che poi in modo particolare di anidride solforosa. Quindi il massimo dell'innovazione, il massimo del futuro è tornare veramente al profondo passato. Sì, io non è che lo voglio sostenere a tutti i costi, però questa è una dimostrazione che si può fare anche così, una innovazione all'inverso. Oh, Dove siamo? Ho sognato che cambiavo colore di accappatoio, piscina, albergo e paese. Qui siamo al President di Abano. ah ma dai! E questa è la piscina. Che piscina? Piscina di acqua calda, termale, fa bene da matti. Ci andiamo? Perché no? Nuoti. Snadrazzo. Senti, ma quest'acqua è napoleonica, diciamo. Nel senso che è piovuta ai tempi di Napoleone. Ecco, questa. Ma molto prima di Napoleone, in epoca romana addirittura, chi è che si è accorto delle proprietà di quest'acqua? Chi è? Ah, chi è? Chi è? Chi è? I cavalli dell'esercito romano, stazionato qui. Come i cavalli. Giuro, i cavalli dell'esercito romano andavano nell'acqua calda. E allora? E allora quando uscivano erano attivissimi, fortissimi. Allora i romani, che sono mica scemi, cosa hanno fatto? Hanno detto, ma questa acqua allora aiuta, serve. E allora hanno fatto le terme, perché i romani cosa facevano? Facevano le strade, facevano gli acquedotti e facevano le terme. Sì. Perché erano SPQR. Sono perspicaci questi. Ecco, era quello il significato. Ma perché fa bene? Perché fa bene quest'acqua? Perché fa bene? Perché ci sono tutti gli oligoelementi. Gli oligoelementi, vabbè, in poche parole, è calda, rilassa la muscolatura e poi abbassa la pressione. Così invece di stare a dieta o fare movimenti, vabbè, no, non è vero, però insomma, aiuta. Dai, andiamo che c'è tutta un'altra palestra nell'acqua. Mi ero illuso, visto che sono leggerissimi, ho detto ma si fa poca fatica e invece galleggiano io devo spingerli nella spesa. C'è sempre la fregatura o della ginnastica. È faticosissimo. Sì, ma mi agiti l'acqua.
È un'assurdità pedalare nell'acqua salso bromo iodica. Non è un'assurdità, fa bene. Forse è doping. Qui si intorta. Ma cosa vuoi intortare? Che sai tutti gli acciacchi? Dopo un po' devi salire perché ti tocca andare in bagno. Scientifico. Quest'acqua qui favorisce l'espulsione dei liquidi, la diuresi. La diuresi o la diuresi? Insomma, di scappo da fare la pipì. Oh, boh. Adesso vi facciamo un rituale di coppia. No. Molto No, no. purtroppo romantico. No. Che vi piaccia o meno, dovete tirar fuori il vostro animo romantico per immedesimarvi in questo rituale. Il rituale significa una somma di tecniche di massaggio che possono essere detox o de-stress, miranti al vostro benessere. o de-stress? Ma è dialetto veneto o italiano? Sì, è un dialetto veneto anglosassone. Ecco. Che bello! Cioè, un materassino che invece di stare sull'acqua è ad acqua. Ed è anche caldo! È una cosa meravigliosa. Vogliamo scegliere anche il colore? Ma dai, si può? Sì. Quello che si intona al mio pareo. O al suo stato d'animo? Rosso. È una discoteca! Questo! Ma vado bene così? Mettiamo lo slip più pensare. Lo slip. Va bene, lo metto. E questi che guanti sono? Sto utilizzando dei guanti in seta grezza che mi servono proprio per fare un'esfoliazione della pelle, quindi un rinnovamento. A lui però uno spazzolone per strigliare i cavalli. Solletico. Sì, terribile. Beh, è una cosa da Cleopatra e Marcantonio, no? Dai, dillo, peccato che tu non sia un Marcantonio. Cos'è che mi sta facendo? Stiamo facendo un massaggio con una candela che contiene burro di karité, burro di cocco, burro di soia ed oli essenziali profumatissimi. Questo del burro è eccezionale, eh? Si può mettere anche in testa? Sì. Dopo è difficile da lavare, forse. Adesso cosa c'è? Adesso andiamo a passare questo rotolo bagnato con acqua termale. Serve per decontrarre la muscolatura e le innervazioni. La sensazione che proviamo quando abbiamo una campana tibetana appoggiata nel corpo è simile al lancio di un sasso nell'acqua. Si creano dei cerchi molto piccoli che pian piano si allargano e danno questa vibrazione profonda. Questa tradizione cura, perché è il suono che cura. Io ho notato che la vibrazione sullo sterno è notevole. Sulla pancia invece che è molle si riassolve subito. È una cosa scientifica e mistica, fisica e metafisica. Chiedo troppo se chiedo un biscottino. Stenda pure qui. Anna, scusa, questo sarebbe il famoso Pilates Reformer. Reformer, cioè riforma il corpo, cosa fa? Fa esercizi di tonificazione, di allungamento e anche di stretching. Tutto in uno. Sì. Cosa devo fare? Si stenda. Adesso spinge il carrello con le gambe, buttando fuori l'aria. Mi sento tirare dappertutto. Oh, Dio Dio.
Ho capito, è una specie di cura omeopatica contro il mal di schiena. È un tale massacro di fatica che poi non sai più che cosa e perché ti fa male. E adesso facciamo questo. Ancora? D'altra parte Joseph Pilates, l'inventore del metodo, era un tedesco che aveva fatto il pugile, l'acrobata, il lottatore e poi ha inventato le sue macchine infernali per torturare in modo ginnico danzatori psicofisici tipo Martha Graham, Balanchine. Per me è troppo. Che cos'è? Sono esercizi col pallone. Sono su un futon bellissimo e adesso provo a farli. Portiamo la palla a destra e a sinistra. Buttiamo fuori l'aria, dentro l'aria quando torna in mezzo, fuori l'aria. Appoggiamo la pancia e la palla. Ok. Le mani Piace, per questo qui mi terra. piace. E devi camminare, andare avanti, avanti, avanti con le mani, tenere le braccia belle tese. Lei ha la mania del fango, lo vuole sempre fare e stavolta però glielo preparo io. Il fango per Siusi. Allora Ilario, cosa facciamo? La mettiamo seduta lì coricata e poi sgnacchi il fango addosso? No, prima mettiamo il fango sul letto, prepariamo bene e dopo mettiamo sopra la signora, la Susi. Cioè si deve coricare dentro un letto di fango. Però dopo ce n'è anche per te, di là. Per me? Vabbè, ma scotta? Insomma. Qua? Sì. Oh, ma scotta davvero, eh? Oh. Vabbè, la chiamo allora? No, lo prepariamo perché ci vorrà un po' di tempo. Bisogna prepararlo? Perché se la mettiamo sopra con questo calore... Vabbè, come lo prepariamo? Sono due i grandi misteri, se ho capito bene. Il primo è che queste alghe fossili praticamente rivivono con l'acqua termale e procurano a livello biochimico, hanno la stessa composizione di farmaci antidolorifici alla fine, che vengono assorbiti. Primo mistero. Secondo mistero, come faccia Ilario a fare il fangeur, cioè il terapeuta del fango, a vestirsi di bianco e di rimanere intatto, non si è sporcato neanche un po'. Guarda, come fai? Manualità, ci vuole un po' qualche anno di esperienza e si ottiene questi risultati. Devo andare là? Sì. Oh! Le ciabatte? Perfetto. Voilà. Giù così? Sì. Adesso lo copriamo come una mummia. Cioè adesso abbiamo fatto la caramella. Esatto. Il fango è una benedizione. Intanto questo fango viene da una montagna che in realtà una volta era un mare. Tutte le conchiglie che ci sono riprendono vita quando tutto questo viene immerso, questo fango viene immerso nell'acqua termale. Tutti questi enzimi, questi batteri cominciano a funzionare e a produrre qualche cosa che fa molto bene al mio fisico. Cortisone naturale? Naturale del tuo corpo. Cosa c'è di più bello? Come stai? Bene, mi sto sciogliendo nella madre terra, sto subendo un sano processo di fossilizzazione, capisco le rane che vivono nel fango, ci sta bene. È finito? Sono cotto? Eccoci qua! Yuhu, vieni! Brutto lavoro. Allora com'è andata? Bene. Com'è l'esperienza delle terme?
Bella. Vabbè, bella soddisfazione che dai. Cioè, uno ti porta alle terme e dai tutta questa soddisfazione? No, è bello, mi sono sentito permeare dal fango le cose, l'acqua, tutto, bello. E quindi è un'esperienza che tu Ridicola, perché ero ridicolo col fango tutto rifarò, che io rifarò, forse perché rifarò. per la salute. Te. Ma cos'è che ti fa impressione del fango? Ma il fatto che ci si sporca tutti, è tutto un buridone questo fango, è tutto un... Ma è proprio bello per quello. Perché non ti devi sporcare? La mia mamma mi diceva di non sporcarmi quando ero piccolo. E tu gli hai dato retta? Finora sì, oggi no. E allora, appuntamento alle terme. Eccomi qua, al golf della Montecchia. Per la prima volta proverò a tirare una palla, a giocare a golf. Ma non ho niente da mettermi. Su cose complicatissime. Questo cos'è? Questo è una massa? Adesso ci sono tutti questi carrelli, tutte queste cose, ma io voglio quello che le porta. Datemi un caddy. Sono pronta, ma mi ci vogliono i guanti. Uno solo? Mi ci vogliono le palline. Ma mi ci vuole la mazza. Ma mi ci vuole la sacca. Con il caddy. Ma adesso mi ci vuole un maestro. Andiamo? Andiamo. Slow tour per il Veneto, qui al golf della Montecchia. Provo a giocare a golf. Chi è che tiene i punti? Non rida. E allora questo è il campo pratica, poi dopo invece si va in giro e si fa proprio le buche, no? Va bene, facciamo il campo pratica, vediamo come si deve fare. E vedi, qua. Braccia distese fino a qui, guarda la pallina. La pallina. Guarda la pallina. Colpisci la pallina e poi finisci il movimento. Con la gambetta per favorire la rotazione verso il bersaglio del corpo. L'ho fatto apposta. Guarda la pallina. Cosa così? Accidenti! La migliore. Sono portata? Sì. Sì. Bello, sarà il mio sport. Cosa c'è di bello nel giocare a golf? Si gioca contro se stessi e contro il campo. Poi si cammina molto, si è sempre fuori, anche d'inverno. È un gran gioco questo qua, effettivamente. Se poi prende è una droga anche. Ma veramente io sarei sempre qua. E poi sul campo da golf, come succede in tutti i film, si fanno amicizie. Questo qua questo. Anche internazionali. Questo qui? 200 metri? Da quanto tempo gioca? 10 anni. Complimenti. Non vedo neanche dove è andata a finire la pallina. Ma sì, basta che vada dritta. Giusto? Perché a questo punto, se noi fossimo su un campo, lei prenderebbe e andrebbe a vedere dove è andata. Sì. Allora andiamo anche noi sul campo, dai. Sì, andiamo sul campo da golf, che si chiama in gergo green, di nome e di fatto. Allora forse mi do al golf, anche perché non è più vero che ci vuole tanta acqua per annaffiare questa erba, perché in realtà è stata sperimentata qui un'erba che si chiama Patriot, che è un Bermuda grass, no? È un'erba molto forte che ha bisogno di pochissime innaffiature. Bellissimo, va bene, è bello. Adesso facciamo, Vai. Giorgio, mi dicono che sei bravissimo, che sei un campione. Sì, ma di macchine e non di golf. Io corro in macchina, non in golf. E quindi, però giochi a golf? Sì, mi piace molto. Come mai giochi a golf? Perché l'ho trovato uno sport che di testa per il mio lavoro serve molto, per la concentrazione, per la calma. Qui ci vuole molta passione e molta calma in questo sport qua.
La calma è un argomento che mi interessa molto. La calma, perché anche se sbagli un colpo, cerchi di recuperare il colpo dopo. Va bene. Una buca? Dai. Wow. Super colpo. Per metterla in buca la massa è quella. Allora, guarda che toglie l'asta. Senza emozione, concentrazione, calma. Operatore, vado? Ci sei? Ok. Ho preso la telecamera, ma la pallina è entrata in buca. La direzione era perfetta, la forza un po' eccessiva, però ha un futuro. Obiettivo? Niente? Vedi tutto bene? Stai bene? Tutto a posto? Va bene. Ciao.